Onorevole Moscat, un'iniziativa oggi importante per il Partito Democratico qui ad Agrigento. Avete scelto un tema molto significativo davanti alle nuove sfide. Ecco, il Partito Democratico davanti alle nuove sfide, mi riferisco alle prossime regionali ma anche alle prossime nazionali che in autunno verranno, come si sta preparando, considerando anche che stiamo vedendo quanto sta succedendo anche da parte di Berlusconi, che come una calamita sta attirando parecchi parlamentari, parecchi senatori? Noi iniziamo da Agrigento. L'iniziativa di oggi, che vede una partecipazione non solo provinciale ma anche regionale, ci sono esponenti del Partito Democratico provenienti da tutta la Sicilia, vuole battere, diciamo, l'inizio di un progetto politico nuovo. Oggi iniziamo una riflessione importante, lo facciamo nella provincia di Agrigento, scegliamo la provincia di Agrigento appunto come punto di partenza per costruire un nuovo laboratorio politico. È chiaro che questo è un momento di fermento. Tutte le forze si stanno riorganizzando, Forza Italia, Berlusconi in particolare ha questa capacità attrattiva, ma noi dobbiamo guardare a casa nostra, capire come riorganizziamo casa nostra evitando le fughe in avanti di solisti e facendo in modo che si ragioni in maniera collegiale con il gruppo dirigente e con i territori. Territori e gruppo dirigenti devono cominciare a confrontarsi. Oggi lanciamo la prima tappa di un esperimento che ci veda impegnati prima le regionali e poi le politiche. Sono interessato alle elezioni regionali e le sfide che il Partito Democratico ha davanti è quello di diventare l'architrave della coalizione. Una coalizione che deve essere larga, che deve essere plurale, andare da Sinistra Italiana con Rifondazione Comunista, articolo 1, Sicilia Futura, Sicilia Democratica, per arrivare al centro dei centristi d'Italia, così come al movimento politico di Alfano. È una sfida perché il 5 novembre non si decide tra una prima e una seconda coalizione, si decide anche un modo per governare questa Sicilia che è piena di problemi indubbiamente, di cose anche irrisolte ma anche di risultati ottenuti, e il rischio che l'esperienza drammatica di chi oggi sta governando comuni importanti della Sicilia, penso anche a 2 comuni della provincia di Agrigento, governati dal Movimento 5 Stelle, il risultato è disastroso. Ora immaginiamo, moltiplicando questo risultato per il 17° Stato dell'Unione Europea che è la Sicilia, 5 milioni di abitanti. Per cui credo che bisogna attrezzarsi, non per impedire un evolversi naturale della democrazia che qualcuno dovrà vincere e altri dovranno perdere, ma è il problema reale che c'è una dimostrazione che quando sommi la rabbia, la disperazione e le ingiustizie e diventa, diciamo, un argomento politico indistinto, per cui un giorno dice una cosa e l'indomani ne dice esattamente l'opposto, come accade al Movimento 5 Stelle o come accade in assemblea regionale, che spesso e volentieri sono silenziosi per non prendere una posizione e quindi non scomporsi rispetto a questa equivocità di fondo che non è un movimento né di destra né di sinistra, è un movimento che cerca di cogliere tutti i mal di pancia che stanno in Sicilia, che ce ne sono oggettivamente troppi e tanti, per cui dovremmo provare a tenere questo Partito Democratico come punto di riferimento dei siciliani e della coalizione.